Nei scorsi giorni la Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione alla misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal dottor Salvatore Vella, nei confronti di due giovani coniugi italiani gravemente indiziati in concorso tra loro di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti. Il personale della terza sezione, reati contro la persona in pregiudizio di minori della squadra mobile diretta da Giovanni Minardi, ha notificato al padre delle minori il divieto di avvicinarsi alle figlie, quello di dimora nella città di Agrigento e Aragona, con l'obbligo di presentazione nel luogo di residenza per 2 volte alla settimana. Il provvedimento trae origine da una copiosa e intensa attività di indagine della squadra mobile di Agrigento, coordinata dal pubblico ministero Gloria Andreoli, dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di lesioni riscontrate su una neonata di 6 mesi, allorquando accompagnata dai familiari presso l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Per un episodio sincopale post-vomito, i medici riscontravano una serie di echimosi e traumi sul pube e alla testa, nonché un'emorragia cerebrale che richiedeva l'immediato trasferimento della bambina in elisoccorso presso l'ospedale Policlinico di Messina, dove veniva immediatamente ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica. Le indagini sono state supportate anche da attività tecniche e hanno permesso di svelare i gravi indizi di colpevolezza a carico dei due coniugi che, venendo meno ai loro obblighi di genitori, avrebbero posto in essere in maniera sistematica una serie di atti di maltrattamenti nei confronti della stessa neonata. A seguito di articolate indagini, la Procura della Repubblica di Agrigento ha richiesto al GIP l'emissione delle misure cautelari per i due coniugi che, gravemente indiziati di essere responsabili dei delitti loro ascritti, sono stati sottoposti alle misure cautelari.